Benvenuti a questa nuova edizione di Noi Chiesa, la rubrica che racconta della vita che accade nella diocesi di Chiavari. Partiamo dal giorno dell'Epifania in cattedrale, nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. Il vescovo Monsignor De Vasini ha presieduto la celebrazione eucaristica in occasione di questa solennità. Al centro della riflessione la figura dei magi che, portando a Gesù Bambino i loro doni, oro, incenso e mirra, hanno ricevuto in cambio doni altrettanto preziosi. Questi sono una chiamata, il discernimento e la sorpresa. Vediamo il servizio. Chiamata, discernimento e sorpresa. Sono questi tre, secondo Monsignor De Vasini, i doni che i magi ricevono in cambio nel loro cammino verso quel re indicato dalla stella. In cambio dell'oro, dell'incenso e della mirra, i tre ricevono molto di più per la loro vita, doni preziosi che riguardano anche noi, ha spiegato il vescovo di Chiavari nella sua riflessione proposta durante la celebrazione solenne per l'Epifania presieduta nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto. Il primo di questi è la chiamata. L'hanno avvertita mentre studiavano gli astri. I magi si sono lasciati stupire e scomodare dalla novità della stella e si sono messi in cammino verso quello che non conoscevano. Hanno percepito che era in questo andare oltre che avrebbero trovato la felicità. Questo è importante anche per noi. Siamo chiamati a non accontentarci. Siamo chiamati a cercare il Signore uscendo dalle nostre comodità, camminando verso di Lui con gli altri, immergendoci nella realtà. Ma i magi ci parlano poi di un secondo dono, ha proseguito il vescovo, il discernimento. Sanno distinguere tra la meta del percorso e le tentazioni che trovano sul cammino. Potevano rimanere alla corte di Erode, per esempio, ma non lo fanno e non vi faranno neppure ritorno. Una cosa è la meta della vita, altra cosa sono le tentazioni del cammino. Saper rinunciare a ciò che seduce, ma porta su una brutta strada. Infine i magi ci parlano di un terzo dono, la sorpresa. Forse si aspettavano un messia potente e prodigioso e trovano un bimbo. Eppure, spiega ancora Monsignor De Vasini, non pensano di essersi sbagliati, sanno riconoscerlo, accolgono la sorpresa di Dio e vivono con stupore l'incontro con Lui adorandolo. Umanamente siamo tutti portati a cercare la grandezza, ma è un dono saperla trovare davvero, saper trovare la grandezza nella piccolezza che Dio tanto ama, perché il Signore si incontra così, nell'umiltà, nel silenzio, nell'adorazione, nei piccoli, nei poveri. Andiamo adesso nell'entroterra perché è toccato al paese di Statale di Ne ospitare l'edizione 2026 del Presepe Vivente delle parrocchie della Val Graveglia. La tradizionale rievocazione degli antichi mestieri all'interno della Natività è stata affiancata anche dal concerto del Coro Mani Bianche, ospite d'eccezione per la rievocazione, e anche gli interpreti della Sacra Famiglia erano decisamente speciali. Vediamo perché. La tradizione vive se si rinnova. Le parrocchie della Val Graveglia ogni anno propongono il presepe vivente nella solennità dell'Epifania e anche per il 2026 non si sono sottratte ad un evento che attira sempre moltissimi visitatori che hanno sfidato le temperature rigide di questo inizio anno sotto zero e hanno approfittato della generosità dei parrocchiani della valle per scoprire antiche tradizioni e assaggiare cose buone. Il reparto che ci si scalda, vin brûlé che ci vuole oggi e insomma finché ce n'è lo diamo. Qua abbiamo 3 tipi di pane, c'è il pane con la farina di mega, con la farina bianca e il pan martin con la farina di castagna cotto con le foglie sotto di castagna. Facciamo il formaggio, sì, esatto. Abbiamo messo il latte a scaldare, circa temperatura di 36-37 gradi, la temperatura corporea, si mette il caglio, si lascia un po' riposare 20 minuti, a seconda della quantità, qui erano 10 litri, si lascia riposare e viene la cagliata, poi la cagliata viene rotta un po' con le mani, a seconda di come si lascia, si tira su sempre con le mani e guardate, così si separa.
Quello che cola è il siero di latte, la cagliata va messa nelle fascelle, un tempo nelle fascelle di legno, adesso ormai si usano quelle di plastica purtroppo, e col siero di latte invece poi viene fatta la ricotta. È una tradizione, tutti gli anni siamo lì con la polenta, cosa vuoi che ti dica? Va bene così, dai. Polenta con i cavoli. Con i cavoli. Polenta in senese. E Giovanni invece, insomma, comunque... No, io in realtà faccio l'assistente a chi fa la polenta, però nel preparare prima, nel fare un po' di accoglienza, perché magari la gente arriva qua e la polenta non era ancora pronta. In effetti è andato salame, baguette, decisamente. Abbiamo fatto l'impasto che è lì, poi l'abbiamo passato qua dentro, l'abbiamo insaccato e qua c'è uscito la nostra salsiccia, che adesso l'abbiamo già cotto un po'. L'assaggiamo a vedere se è buona. E poi ci sono i mestieri che nessuno più sa fare, quelli che si sono persi e che rischiano di venire dimenticati per sempre. Tante persone si sono rese disponibili per mostrare in che modo un tempo si facessero le cose più comuni. Facciamo le calze di lana, che qualcuno le usa ancora e tengono leggermente più caldo delle altre. Però, insomma, è una cosa che si va perdendo perché nessuno poi fila più la lana, non si trova più prodotto iniziale e via. Facciamo i cesti di salice, i venchi si chiamano in genovese. Servono per legare la vigna, servono anche per fare i cesti o basta, insomma, perché è molto elastico, quindi viene usato per questi utilizzi. Pizzo al tombolo, esattamente. Viene fatto tramite questo cuscino in cui vengono puntati gli spilli, si parte da un disegno e seguendo il disegno si incrociano i fuselli carichi di filo per fare poi il disegno. In questo caso cosa facciamo? Questo sembra quasi un mini centrino, un sottobicchiere, questo è il punto torchon che è un punto nuovo che sto provando e questo invece era il tombolo classico che avevo fatto durante i presepi precedenti e l'ho finito in questi giorni. Sembra facilissimo. Abbastanza. È lui che provvede a tutto. No, però bisogna anche saperlo. Tenerlo in mano, ma lui provvede perché va bene, obiettivamente questo non sarebbe da spacco ma da taglio. Ma è legna comunque secca già, no? Pronta all'uso. Come tradizione lungo le strade di Statale si è snodato il corteo che è arrivato fino alla chiesa parrocchiale. Qui c'è stata la rappresentazione della Natività che ha avuto un trio di protagonisti d'eccezione. Nicolò Pagliettini con la moglie Noemi e la piccola Luna. Qua abbiamo una sacra famiglia speciale. Ci proviamo, è una bella emozione sicuramente per noi. Nicolò. Sì, perché poi alla fine questo per noi è un posto, soprattutto per me chiaramente che ho nel cuore, qui hanno vissuto i miei nonni, sono cresciuto anch'io a Statale e quindi poter essere qui presenti oggi è una bella emozione e anche una responsabilità perché poi alla fine i valori che ci vengono tramandati sono quelli che cerchiamo nel nostro piccolo, con gli errori quotidiani, di mettere in pratica tutti i giorni. Luna è stata bravissima. È stata bravissima, si è anche addormentata nel mentre del concerto, più di così non si può chiedere. E per rinnovare la tradizione in chiesa ad accompagnare i pastori nel loro cammino, il coro Mani Bianche ha proposto diversi brani. Rita, oggi hai portato il coro un po' nelle tue radici. Eh sì, è proprio un ritorno alle radici. Mio papà era proprio originario di Statale, un paese al quale comunque sono legata da sempre. E ritornare qua col mio coro nella chiesa dove comunque anche i miei genitori si sono sposati e hanno vissuto la loro vita è stata proprio un'emozione, una grande emozione, un po' di tristezza perché ovviamente non essendoci più è stato sicuramente un momento anche di commozione, però comunque sono certa che erano presenti. Insieme al tuo coro anche qualche bambino della valle. Assolutamente sì, è stata un'idea che ha avuto Don Paolo, devo dire un'idea anche vincente, perché comunque è una dimostrazione che l'arte può essere espressa in qualsiasi modo, la musica è proprio un veicolo che può trasmettere valori importanti. Una delle cose belle di questo evento è che c'è tutta una comunità che si organizza e non solo la comunità di Statale, no? Ma c'è anche qualcuno che per esempio da Chiesa Nuova, da Reppia, ho visto da Zelli, da Nascio vengono e hanno dato una mano per proprio rappresentare, fare i figuranti, diciamo. Ecco, la novità di quest'anno è stato un po' il coro delle Mani Bianche.
Sì, quest'anno abbiamo pensato di invitare il coro delle Mani Bianche della maestra Titta e hanno partecipato anche alcuni bambini della nostra valle, hanno fatto delle sessioni di allenamento e come dire, mi sembra che sia venuta una cosa bella, no? L'importante penso che sia portarsi dentro e tenersi dentro i doni che abbiamo ricevuto in questo periodo di natalizio, che penso che siano tanti, né? Non solo i doni, quelli concreti, ma voglio sperare anche i doni della fede. E queste occasioni secondo me ci aiutano, no? Per ricordarci quello che è veramente importante per la nostra vita. Restiamo a parlare di presepi perché al santuario di Sant'Antonio a Chiavari si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso Mini Presepi. 70 le natività che hanno partecipato, suddivise in 4 categorie. La giuria popolare, composta dai visitatori che nel tempo natalizio hanno votato il loro presepe preferito, ha stabilito il vincitore assoluto dell'edizione 2025. Vediamo chi è stato. Stiamo davanti al presepe e stando davanti al presepe contempliamo Dio. Da 45 anni al santuario di Sant'Antonio a Chiavari il messaggio del Natale viene rappresentato con creatività e passione attraverso la realizzazione dei mini presepi. Quest'anno sono stati 70 i partecipanti, suddivisi in diverse categorie, con un filo conduttore simile per molte natività. Il tema principale è quello della pace, perché è quello che i bambini e i ragazzi oggi tutti noi sentiamo come forte esigenza, ma assieme alla pace anche la semplicità, quindi l'utilizzo di cose semplici, di cose quotidiane, come per dire che la pace sta dentro i rapporti quotidiani. E poi la creatività, fatta di piccole cose, di piccole note, di cose molto semplici, quindi vuol dire c'è anche un desiderio di semplicità, c'è un desiderio di immediatezza e questo viene comunicato attraverso l'icona del presepe. Il primo posto assoluto è andato al presepe in movimento realizzato da Angelo Michil e dalla sua famiglia. Io sono cristiano ortodosso, sono egiziano e da noi ci sono tante queste cose perché esistono ancora queste cose nei presepe, l'asino che macina, la fontana con l'acqua esistono ancora in Egitto. A me mi piace proprio le cose vecchie, fatte in questo stile così, per questo mi piace. Sì, poi ogni anno noi facevamo anche di presepi piccoli, poi ogni anno facevo un pezzo diverso, mi piace lavorare anche il legno. Come vi siete divisi i compiti? Allora, lui è la parte creativa che costruisce, quindi motorini, eccetera. A me piace darci un po' vita, insomma, quando ormai è una passione che poi hanno ereditato anche i nostri figli, quindi quando mettiamo le statuine è come se prendesse vita, no? Quindi è proprio creare un paesaggio, non è mettere la statuina lì e basta, però proprio come se prendesse vita nel nostro pensiero mentre lo creiamo e ci piace, è proprio una passione che abbiamo da tanti anni. In casa che presepe avete fatto? In casa avevamo uno un po' più grande di questo perché ci sono tanti pezzi che essendo che è piccolo non sono riusciti a metterli. Per questo c'è il caldarrosto, c'è quello che fa la lana, quello che fa la terracotta, però è quella in casa un po' più grande. Sul podio altre 2 natività, una di carattere più tradizionale e una decisamente creativa. Il secondo presepe classificato è un presepe tradizionale ligure, anche lì realizzato interamente a mano con dei particolari incredibili, le chiavi appese alle porte, gli animali in cucina, le persone che si affacciano alle finestre, quindi un presepe proprio, i primi 2 presepi hanno una grande cura e una ricerca del particolare. E il terzo è quello che ha stupito tutti quest'anno, realizzato con le cialde del caffè.
C'è stata una minuziosa ricerca anche dei colori, quindi c'è proprio una dedizione. Ecco, quello che è bello è che nel tenere viva sempre la tradizione del presepe si va anche a stimolare la fantasia. Sì, assolutamente, sono persone che comunque iniziano tanto tempo prima a preparare queste mini opere d'arte, non sono cose improvvisate, c'è un grande lavoro di ricerca sia dei materiali che dell'idea e quindi proprio la volontà di realizzare un qualcosa di bello. Alla premiazione, accompagnata dai canti natalizi intonati dal coro, era presente padre Costanzo Milesi, colui che 45 anni fa ideò il concorso. Tutti belli, tutti belli, ma fanno un'eccezione, non so, perché si doveva preparare tutto con un premio tutto uguale per tutti. E lei dica un po', quanti anni compie adesso nel 2026? Io ho 100 anni. E ritorniamo nell'entroterra perché le parrocchie della Val Fontana Buona hanno dato vita ad un coro interparrocchiale che nel tempo del Natale ha proposto un percorso evangelico di letture e canti per raccogliere fondi a sostegno della ristrutturazione della casa di accoglienza di Barba Gelata, un progetto molto ambizioso che vede il vicariato della Val Fontana Buona in prima linea. Vediamo. Nelle piccole realtà è praticamente impossibile riuscire ad andare avanti nella cantoria con pochi elementi, ma è l'esperienza proprio che insieme perlomeno si tenta di fare cose belle. Insieme si fanno cose belle e forse è più faticoso, certo, come lo è ogni cosa che ha bisogno di cura e come lo è ogni cosa che conta, ma il risultato è già nel processo, nell'avere cura insieme come comunità. È l'esperienza delle parrocchie della Val Fontana Buona che hanno iniziato a lavorare su un progetto, quello della casa di accoglienza per gruppi, che da giugno sarà aperta a Barba Gelata, il paese più alto della Liguria, estrema propagine della diocesi di Chiavari. Qui da anni la casa canonica è aperta per piccoli gruppi, ma il progetto è quello di arrivare a 50 posti letto grazie all'acquisto di un immobile lì accanto che la diocesi ha deciso di sostenere. La sorpresa bella è stata, primo, che la diocesi ha consentito, ha verificato la casa e la canonica al suo stato e poi ha detto sì, questo è un progetto che vale per i giovani un po' di tutta la diocesi, non solo del vicariato della Fontana Buona, e quindi attraverso i fondi dell'8 per 1000, ricordatevi di firmare perché poi tornano piano piano sul nostro territorio, ci ha praticamente permesso di comprare questa casa, una prima tranche di soldi l'abbiamo già data e il resto lo daremo entro 2 anni. Il progetto è stato presentato nel corso del concerto ospitato nella parrocchia di Ferrada a Moconesi, organizzato e realizzato prima di Natale. Per la spesa, ma soprattutto per far crescere il senso di appartenenza, di condivisione a questo progetto educativo per i ragazzi giovani, abbiamo pensato di costituire un'associazione che abbiamo voluto chiamare col nome bello di Barba Gelata Viva, e questa è una scommessa perché per le persone che sono presenti in paese di vivo c'è poco purtroppo, c'è proprio il lumicino acceso che rischia di spegnersi, però diventa viva quando i nostri ragazzi vanno su e riempiono di vita questo paesino che altrimenti sarebbe quasi muto, e lo è per una gran parte dell'anno, soprattutto in questo periodo. L'associazione ha il compito bello di affiancare il lavoro che si fa come parrocchia con volontari, con la partecipazione, anche semplicemente con la quota sociale che sono 10 euro, ma dire io ci sto, mi piace il progetto, ci credo e voglio che questa cosa vada avanti. E la sorpresa bella è che le persone stanno rispondendo e veramente c'è un affetto e un apprezzamento per quello che è e che sarà e che in prospettiva appunto può significare per i nostri giovani. Ci sono diversi lavori da fare per adattare la casa alla possibilità di alloggiare più persone. Bisogna fare i bagni con le docce, ristrutturare gli spazi comuni e le parrocchie della Val Fontana Buona hanno deciso di porre questo servizio come segno permanente del giubileo che si è chiuso solo pochi giorni fa. E per raccogliere fondi i cori delle diverse comunità si sono messi insieme in un concerto animato dal coro interparrocchiale di Ferrada, Cornia, Moconesi e Serra, ma allargato con concrete
concreta partecipazione a tutte le parrocchie. Un momento emozionante, intenso e bello di comunità e di fraternità, proprio nello spirito del Natale. Averci fatto gli auguri in questa modalità è stata una modalità magari nuova per le nostre parrocchie, ma che ha messo in gioco tante persone, a partire dai coristi, dall'organista e da tutte le persone che, come vedete alle mie spalle, ci hanno regalato varie cose per fare un momento di condivisione insieme. Non si è trattato solo di un momento di intrattenimento, ma di un vero e proprio percorso di catechesi in musica e parole. Non abbiamo voluto dare solo una successione ritmica di canti, ma inserirci in una vera e propria narrazione, una narrazione evangelica e liturgica. Siamo partiti dal canto delle profezie inserite con l'Alleluia e abbiamo terminato poi con gli auguri di Natale, passando dal Gloria cantato dagli angeli e poi altri 13 brani che ci hanno accompagnate in questa narrazione evangelica. I canti abbiamo scelti tra il repertorio natalizio e ho scelto anche qualche canto poco conosciuto perché appunto abbiamo avuto questo filo conduttore seguendo dei vari quadri legati prima alla Natività, poi all'arrivo dei magi, quindi c'era tutto un filo logico che legava i brani e si è deciso anche di voler introdurre canti anche meno noti, visto che il repertorio natalizio in realtà è molto ampio e si tende poi a fare un po', se no, sempre gli stessi canti. Si è voluto anche dividere un po' degli assoli, gruppi che cantavano tutti insieme, dividere. Beh certo, sì, la pratica corale comunque viene di solito variata, quindi ci sono interventi dei solisti o interventi corali e poi ci sono state anche le pause con la recita dei ragazzi, quindi diciamo un concerto con diversi momenti. Un modo semplice per raccogliere fondi, certo, ma soprattutto per sperimentare quella fraternità che già di per sé è la strada per offrire un luogo di pace ai gruppi del territorio, secondo una logica che ha già portato i suoi primi frutti. Oltre alla formazione del coro solita che viene per le celebrazioni, si sono unite altre persone, e qualcuno non aveva ancora esperienza di aver mai cantato in un coro, quindi è stata un po' la prima volta per loro. Si è fatto meglio che si è potuto, ecco, non era tanto l'importante forse la performance, che quella passa in secondo piano rispetto proprio all'esperienza di comunità, una comunità che va oltre alla piccola parrocchia, oltre al vicariato e che si è voluta allargare ad un territorio che sempre più ha proprio bisogno di riscoprirsi unito insieme. Ed è tutto per questa edizione di Noi Chiesa. L'appuntamento con il racconto della vita all'interno della diocesi di Chiavari torna fra 7 giorni. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata.